e del Production Israel Renato De Paoli. Riprendiamo da dove il filmato è sta interrotto. Allora, se ne arriva a dire che parlavano del priorato di Sion, dell'Ordo Templi, l'ordine dei Templari, dell'Olmo Sacro, quello di Sparè, che le dura fino al 1923, in mezzo alla piazza, che voleva 10 uomini per 9 uomini per brazzarlo. Allora abbiamo detto che fino a quel tempo i due ordini, l'ordine templare e l'ordine di Sion, fino a quei tempi che aveva avuto lo stesso maestro e a usare ebbe presto adottato Ormus usà fino al 1306, anno prima dell'arresto dei Templari francesi. L'emblema di Ormus è una specie di anagramma formato da un certo numero di parole chiave e da simboli. La M centrale l'era in realtà una M fatta in questa maniera. Si vede poco? Eccola qua. Va bene? Questa era la M e veniva doparà come cornisa dell'emblema. Ma anche il simbolo zodiacale della Vergine nel linguaggio iconografico medievale voleva dire Notre Dame. Inoltre orme in francese significa olmo. Le parole, le prime lettere or significa oro, mentre le ultime do us gli è una contrazione di orus. Il francese è orso, dal latino ursus, emblema di Dagoberto II. Secondo la tradizione massonica, Ormus era il nome di un saggio e mistico egizio, un adepto gnostico di Alessandria, vissuto nei primi anni dell'era cristiana del 46 d.C. Ormus e sei suoi seguaci veniva convertiti al cristianesimo da Marco, San Marco, quello patrono veneto, va bene, evangelista, discepolo di Cristo, anche lui, San Marco la convertì nel 46 d.C. Ormus. Dalla conversione nasce una nuova setta che fondea il credo cristiano con insegnamenti delle altre scuole mistiche ancora più antiche. Da notare che al tempo di Alessandria era una vera fucina di attività mistiche, una specie di crogiuolo in cui tutte le dottrine giudaiche, mitriache, zoroastriane, pitagoriche, ermetiche, neoplatoniche aleggiavano nell'aria fondendosi in innumerevole altre. I maestri, gli era tanti, e non le mia strano che uno di essi l'avesse adottato come nome Ormus, ispirato al principio della luce. Sempre secondo la tradizione massonica, Ormus l'avaria adottà i suoi seguaci iniziati il simbolo di identificazione na croce rossa, la stessa portata sul petto dai cavalieri templari, ma dai documenti del priorato di Sion ben fuori chiaro il riferimento ai Rosa Croce, avendo nel 1188 adottato oltre l'Ormus anche un secondo sottotitolo, ovvero Ordine della Croce, Ordine delle Rose Croix Veritas. Il priorato di Sion di Orleans comunque esiste tuttora e che i segni chiari e inequivocabili in indicazione che sia ancora pienamente operativo e numerato tra i suoi gran maestri personaggi indiscutibilmente celebri e quali Sandro Filippepi, noto come Botticelli, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy e Jean Cocteau. Considerare che non è affatto cosa da poco conto, pare evidente che sia perlomeno motivo di profonda riflessione, specie per quei
che sono, e noi e mia pochi, che i culla nell'idea beata, nell'illusione che le sorti dell'intera umanità e di tutte le sue istituzioni sia unicamente nelle mani della stessa. Però, devo da dire, qualcosa d'altro che nel 1150 della famosa infamia buttata su Ostiglia da Papa Alessandro III. Ostiglia, che era un gran triangolo che faceva i suoi estremi dalle isole Rialtine a Ravenna, una endolaguna infinita, fino a Cremona, diciamo anche un po' più in su, un triangolo che si incuneava dentro nei sette mari, il Lax, Venex, va bene, bonificando e viene fuori gli schei per sistemare le sorti di, questa, di questi ordini che era invece in fallimento. Va bene, lo ripetiamo, 1115 San Bernardo di Chiaravalle dirigeva un ordine prossimo, dice la nostra fonte, al tracollo finanziario, mentre si imponeva come principale portavoce della cristianità. Allora, che sta una svolta improvvisa cambiava i destini dei cistercensi, che dalla miseria in cui erano ridotti s'accatà ad essa una delle istituzioni religiose eminenti, più assessore e influenti d'Europa. Allora abbiamo fatto un'associazione, l'Olmo d'Esparè con l'Olmo del Sabba, dell'Arengo, della Costumaia, della spartizione dei due ordini, ovvero il padre rinnega ufficialmente il taio dell'Olmo Gisor e dopo venne eletto il Gran Maestro del Priorato del Sion. Sto taio veniva fatto nel campo sacro consacrato dai tempi pre-cristiani e sotto in sto campo si cattava i re di Francia e i re d'Inghilterra. Ecco un altro tocchetto del filmato che prima aveva registrato e dopo sa mia e ha messo su, durava 13 minuti e da su solo 4 minuti. Chiediamo scusa agli spettatori, sono graditi i commenti. Pace e bene a tutti.